Adesso ci sarà il fischio d'inizio, le vediamo le squadre che sono già in mezzo al campo con i saluti dei due capitani giocabili dalla sua mobilità. Adesso è Mancosu che non riesce però a tenere il pallone, opportunità però ancora per Cadau, prova il sinistro, la palla esterna. La barriera a 3 scelta da Iliev Ladu, uno sguardo verso la porta avversaria, prova con il sinistro, ancora la deviazione di Iliev. I due esterni offensivi a piede invertito, intanto Cadeo mette in mezzo con Masala che ancora prende palla, tiro fuori di pochissimo il mancino del giocatore di Sorso. In gioco scorretto allora è Zallu con il pallone per Masala, il giocatore fermato, ha tenuto palla troppo, allora Ladu ne approfitta, prova ad accentrarsi, Ladu fa partire il sinistro, si è giocato, intanto adesso prova il lancio, Mameli tutto sulla destra per Vinciguerra, lettura buona per un attimo, poi c'è la conclusione del 22 su un errore di Ganzerli, il pallone ancora per Nurki, tra le linee per Mancosu, gran parata ancora di Leo, poi il pallone resta lì e finalmente si sblocca in qualche modo il punteggio, lo segna il capitano del Costa Orientale Sarda. Un altro affondo e si è visto adesso la pericolosità quando ci sono queste incursioni. Posta Zallu invece il pallone in avanti ancora per Vinciguerra, attaccato, palla portata via da Mameli, prova a partire con il pallone attaccato ai piedi, la allarga verso Pulina, adesso è lui a puntare l'avversario, palla che viene in mezzo, c'è una deviazione, finisce poi tra i piedi di Cadau verso De Mutis, il pallone che resta lì, lotta, glielo porta via e poi il lancio in profondità per Pirodi, prova a essere lui a lanciarsi in profondità, ancora Pirodi, prova la conclusione, palla troppo esterna, la finta, poi però perde il possesso del pallone, la recupera ancora il 26, persa ancora, adesso una fase un po' pericolosa e poi c'è il tiro e lo squillo di Ladu, una bomba da fuori, il tiro di sinistro, un gran gol per Pirodi, ancora per il giro palla di Contu con il pallone perso, lo recupera ancora Vinciguerra, sempre lui a provare ancora in velocità, sempre Vinciguerra lo anticipa e c'è calcio di rigore, si vedeva che aveva tanta voglia Vinciguerra di portarsi nell'area di rigore, l'ha fatto vedere già più volte. Sì, esatto, assolutamente, vedremo un po' il rigore. Calcio di rigore con Vinciguerra. Il tiro è quasi, non ci arriva il portiere, la mette in rete per il 2-1. Sanna ci ha provato a mettere le sue mani, è entrato da poco a freddo, se sarà adesso il tempo per vedere Arba in campo, anzi no, perché Zallu va a battere il fallo laterale sempre per Vinciguerra, adesso davvero indemoniato il 22 che mette ancora il tiro, la palla che esce dalla parte opposta, pallone che finisce fuori e allora si andrà con il fallo laterale con Derbali di testa che porta via il pallone, poi De Montis per Cadau, quando arriva il triplice fischio dell'arbitro, allora finisce qua con la vittoria per 2-1 per il Costa Orientale Sarda.